Si chiama giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria relativo all'esercizio finanziario 2017 della fotografia del bilancio regionale calabrese scattata dai magistrati della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Come al solito è la sanità a catalizzare l'attenzione dei togati, così come gli enti subregionali, e può essere considerata una costante la problematica inerente alla spesa dei fondi comunitari. Sanità tallone d'Achille per la nostra regione che, come noto, è entrata nel programma di risanamento sanitario, il cosiddetto piano di rientro, nel 2009 a causa dei consistenti disavanzi accumulati. Le criticità da lungo tempo presenti sia in termini di assistenza medica inadeguata rispetto ai livelli medi nazionali sia in termini di contribuzione gravano notevolmente sui cittadini e sono state riepilogate dalla sezione in una corposa analisi evidenziando le principali problematiche emerse. Al primo posto ci sono gli impatti del saldo della mobilità sulle risorse regionali, un dato evidenziato più volte. Infatti i cittadini calabresi preferiscono curarsi in altre regioni, ma sottolineano i giudici, ciò comporta che la Calabria deve rimborsare le prestazioni rese ai propri residenti da strutture extraregionali. E visto che il sistema sanitario nazionale prevede che le risorse per la gestione della sanità vengano trasferite dallo Stato alle varie regioni, tenendo conto anche di meccanismi premiali e perequativi, per la Calabria tali risorse sono fortemente incise in negativo dal saldo della mobilità. Il saldo della mobilità in Calabria nel 2017 è stato di oltre 293 milioni di euro. Dividendo tale saldo per il numero degli abitanti, la sezione ha calcolato che nel 2017 per ogni cittadino calabrese il fenomeno della mobilità ha avuto un costo di 150 euro. È il valore pro capite peggiore d'Italia in base ai dati provvisori disponibili, è destinato ad aumentare fino a 163 euro nel 2018. L'obiettivo dunque del futuro commissario alla sanità sarà in primis ridurre la mobilità passiva per garantire la fuoriuscita della regione dal piano di rientro. Altro capitolo non meno importante è dedicato alla spesa dei fondi europei da parte della regione, che fa registrare dei ritardi che metterebbero a rischio di revoca le risorse disponibili, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del nostro territorio.